Silvia Pacassoni, curatrice di questa edizione della mostra dell'illustrazione per l'infanzia di Sarmede, qual è il tema e come è stato declinato? Il tema della 43esima edizione è la natura ed è un tema che è stato scelto proprio per le infinite possibilità che poteva dare nella rappresentazione. Le artiste e gli artisti invitati infatti sono 20, vengono da diversi paesi e ognuno ha declinato il tema nel suo proprio modo individuale. Quello che a noi interessava prima di tutto però era rimettere al centro l'infanzia e l'albo illustrato. La Fondazione da oltre 40 anni è impegnata a diffondere il valore dell'albo illustrato e quest'anno ci sembrava appunto il caso proprio di riportarlo all'attenzione per tutto quello che sta anche accadendo, perché l'albo illustrato è uno strumento sì educativo che educa l'umanità, che educa alla bellezza sicuramente, all'estetica, ma prima di tutto ai valori. Per noi era importante ribadire questo grazie alla presenza di illustratrici e illustratori internazionali, il cui lavoro è un lavoro riconosciuto. Il tema della natura però quest'anno qui a Sarmede è declinato in diverse sottosezioni. Quali sono e cosa rappresentano? Il tema principale è la natura, che è stato però raccontato attraverso alcune emozioni, anche alcuni elementi importanti. Primo è Natura e Speranza, e la mostra si apre infatti con le illustrazioni di Emily Sutton, il suo albo Il mondo che verrà. Speranza proprio perché questa sezione accoglie illustratrici e illustratori che hanno fatto della natura un canto di speranze, che credono che nella natura, anche quella vicino a noi, quella piccola che viviamo tutti i giorni, si possa trovare appunto speranza. Qui è stato indagata anche il tema della natura e infanzia. Diciamo che la letteratura per l'infanzia, così come l'illustrazione, è ricchissima di questo argomento, a partire dalle fiabe classiche fino appunto ai racconti contemporanei. Quindi natura e arte e natura e scienza, che sono comunque relazioni antiche, in particolare natura e arte. La natura da sempre ispira la pittura e l'arte in generale, e così come può essere fonte di studio e di ispirazione per l'arte e così per la scienza. Una sezione dedicata anche a Stefan Zavrel. Stefan Zavrel è il fondatore di tutto. Se siamo qui oggi è grazie a lui, e quest'anno abbiamo dedicato a lui uno spazio molto più ampio rispetto alle precedenti edizioni. E non è soltanto lo spazio più ampio. Per la prima volta abbiamo in mostra studi inediti del primo albo illustrato di Stefan Zavrel, che è Il pesce magico. Lo abbiamo voluto proprio per ribadire questa importanza dell'albo illustrato come strumento educativo, come possibilità per le bambine e i bambini, proprio perché Il pesce magico è il manifesto poetico e umano di Stefan Zavrel. È stato pubblicato per la prima volta nel 1966 in lingua tedesca. La scrittrice era l'amica Mafra Gagliardi. Lui illustrava questo libro e insieme avevano ben in mente quello che volevano fare: dichiarare al mondo la necessità dell'alleanza tra arte e infanzia, cioè l'arte ha bisogno delle bambine e dei bambini per continuare a vivere, e le bambine e i bambini hanno bisogno dell'arte per imparare a sognare e per conoscere anche la felicità.